La zona gialla rischia di diventare un buco nell'acqua, acqua come la pioggia che cade spesso in questi giorni con un tempo incerto, anche poche ore fa, e acqua come il buco nell'acqua come i conti dei ristoratori che appunto dovendo tenere solo i posti, i tavoli all'aperto, con la pioggia ovviamente non riescono a far fruttare. Il paradosso è che precedentemente con la zona gialla si poteva anche mangiare all'interno dei ristoranti, adesso non è consentito. E poi si vedono delle scene come quelle che abbiamo visto in Piazza Duomo a Milano con i tifosi interisti in 10.000 che si assepiano per e si assembrano per la vittoria dei nerazzurri in campionato. Due pesi, due misure sostanzialmente, perché non si può cenare all'interno quando succedono per esempio dei fatti di cronaca come sono accaduti domenica scorsa. Ne parliamo oggi con i ristoratori, allora do il mio buonasera ad Aldo Morassutti e a Renato Paglia che sono con noi in collegamento. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, inizierei da Morassutti prima di tutto. Lei è un ristoratore storico, ne ha viste insomma di tutti i colori in questi anni, in tutti i sensi. Come sta andando? Sta andando certamente non bene, con sacrifici enormi e con disgusto in generale. Il motivo per cui non sta a noi dire se è sbagliato o meno queste decisioni prese, ma certamente collima anche con tutto tempo ed è un disastro di malumore, un disastro perché c'è l'esigenza dagli clienti di riuscire ad andare fuori a riprendere un po' la vita, ma purtroppo non siamo riusciti a farla decollare perché il freddo e l'esterno è possibile fare, si fa qualcosa ma a grandi stenti. Paglia, come si regola lei col coprifuoco? Quanti tavolini è riuscito ad avere all'esterno innanzitutto? La nostra è una via molto stretta, pertanto siamo riusciti ad avere solamente 7 tavolini, però come diceva Aldo, la situazione da noi è veramente tragica, nel senso che già prima, come diceva lei, in zona gialla non si poteva mangiare all'interno, adesso in zona gialla non si può mangiare all'interno ma solo all'esterno. Con 7 tavolini poi col brutto tempo e non avendo una copertura fissa perché non si può mettere adiacente al nostro locale, lei capirà benissimo che la situazione è veramente tragica, veramente. Poi come diceva, il fatto di domenica scorsa dei festeggiamenti a Milano e ci apprestiamo anche a vedere i nuovi festeggiamenti con tutto rispetto per la squadra dell'Inter, ma direi che veramente sono due pesi, due misure, cose che non si riescono più a capire e abbiamo il morale sottoterra e veramente non sappiamo più come a questo punto come difenderci. Non abbiamo un rappresentante che alzi la voce come hanno fatto gli artisti la settimana scorsa in Piazza del Popolo a Roma e pertanto sono riusciti ad avere i locali, i teatri aperti con distanziamento. Noi non abbiamo il coraggio, non abbiamo la voce, non abbiamo voce in capitolo per farci sentire tutti assieme e battere i tamburi in maniera molto cordiale, nel senso senza fare confusione, però vedo che a questo punto ci sono due pesi e due misure. Morassutti, lei pensa che non ci sia il coraggio di protestare in questo momento? Manca il coraggio di protestare? Io credo che protestare abbia un effetto, sì, protestare è difficile protestare perché non saremo sentiti e non fa bella scena. La nostra categoria non deve secondo me esporsi a fare delle sommosse così. Non si riesce a capire perché non riescono a predisporre un po' meglio secondo me, perché se fosse lasciato un po' come era prima, con un po' di controllo in più e che la gente si sedesse dentro, sarebbe stato risolto un po' il problema, insomma. Protestare non so come, verso chi? Come diceva il collega prima, lo dicevi anche tu, abbiamo visto ammassamenti di gente e nessuno ha fatto niente, nel nostro caso intervengono subito. Io ho provato anche qualche sera fa che il tempo era terribile, ma nessuno ha rischiato a portare dentro i tavoli che avevo in veranda. Un disgusto, insomma, è una cosa
è difficile intervenire. Ecco. Paglia, cambierebbe qualcosa da un coprifuoco dalle 22 alle 23, un'ora in più, cambia qualcosa? Sicuramente sì, può cambiare qualcosa, un po' più di libertà, però il discorso è per tutti quei ristoratori, quei locali che non hanno spazio all'esterno e che hanno spazio, si sono organizzati per avere lo spazio all'interno con il distanziamento come c'era stato chiesto tempo addietro, addirittura un anno fa, però adesso viene tutto disatteso. Il coprifuoco alle 23 va benissimo. Calcoliamo però che i colleghi nelle zone balneari soffriranno molto di più di quelli di noi in città, insomma, questo sicuramente. Certo, voi siete Anche in una... con l'arrivo poi che è stato promesso dal 15 con il Green Pass e di tutti questi stranieri non facciamo una bella figura e chissà quanti ne arriveranno, anche perché sono abituati a fare un po' tardi, poi la vita nelle zone balneari inizia la movida tardi, insomma. Certo, lei abita oltretutto in una zona, in un quartiere dove adesso ci sono la viabilità pedonale, via Poscolle, quindi dovrebbe, perché c'è anche questa festa insomma, che si svolge a Udine, chiamiamola insomma, Udine sotto le stelle, la riguarda? Come sta andando? Come è andato sabato scorso? Lo scorso fine settimana è stato il tempo ci ha un po' penalizzato. Diciamo che l'anno scorso è stata una bella festa dove abbiamo avuto tanta affluenza, questo sicuramente. Quest'anno aspettiamo domani e domenica che sia il tempo un po' più clemente, le previsioni dicono questo, insomma, e ce lo auguriamo per poter risollevarci un attimino. Io chiedo a entrambi, chiedendo prima a Morassutti, quanti clienti sono diminuiti in questa prima parte dell'anno per voi, soprattutto adesso che è ricominciata la zona gialla? È meglio quasi non pensarci, sono diminuiti moltissimo, no? Perché per ovvi motivi, insomma, in modo particolare questi ultimi giorni per via del tempo, ma sono dei mesi non c'era pronto da un lavoro normale e adesso insomma ecco. Ma lei avere il coprifuoco dalle 22 alle 23 cambierebbe qualcosa, un'ora in più? Un ristorante di specialità come il suo? Certamente gioverebbe un poco, però vedo, dipende naturalmente di ubicazione di locale. Nel mio caso che sono decentrato, la gente programma prima, quindi prenota prima, sa che deve arrivare un momento prima, naturalmente fino alle 23 andrebbe molto meglio, però riusciamo a incominciare presto a condurre la gente con il nostro sistema che per le 22, che dopo poi non so come se la cavano, prima delle 22 non vanno via chiaramente, non so cosa succede per la strada, non ho sentore però che gente si è lamentata perché li hanno fermati per strada, ma sì, è importante prolungare di un'ora, però non è tra le cause maggiori, il problema è la possibilità di mettere la gente seduta al riparo delle intemperie, questo è il problema. Paglia, come fa lei a programmare? Paglia, come fa lei a programmare per esempio acquisto di derrate alimentari e il fatto di poter servire ai tavoli, magari programmato, e poi arriva a un certo punto il brutto tempo e soprattutto il freddo, perché qua in Friuli non possiamo calcolare che sia la stessa cosa, faccio un esempio della Campania. Entrambi siamo in zona gialla ma il clima è un po' diverso. Sicuramente sì, in Sicilia e in Campania ci sono 25-30 gradi, da noi ce ne sono 12, d'altronde mangiare all'esterno con 12 gradi non è molto piacevole sicuramente, anche se c'è l'aiuto magari di qualche fungo che può riscaldare. Noi il nostro fatturato dall'inizio dell'anno nei primi 4 mesi è diminuito rispetto all'anno scorso oltre il 50%, quella era la domanda di prima. Il coprifuoco alle 11, come diceva però Aldo, il problema non è il coprifuoco, il problema è di far sedere gli ospiti, di farli stare tranquilli, certo, in un posto riparato, questo sicuramente. Questo è la cosa principale. Il problema del coprifuoco si risolve un attimino anticipando quello che è il nostro servizio. Noi ci siamo adattati, pertanto non vedo il problema.
Siccome il tempo stringe, manca un minuto, ho 30 secondi a testa, giusto cosa chiedete anche, visto il messaggio prima in cui diceva non siamo capaci anche di protestare, cosa chiedete rispettivamente al governo o ai rappresentanti della regione, ai rappresentanti di categoria? Chiedo a Aldo prima. Scusa, io credo di ripristinare gli spazi interni e magari che intensificassero un po' i controlli, perché vedo che nella mia zona i controlli, io ho cercato di osservare le norme nelle distanze interne, però vedo che non dappertutto sono osservare le distanze che facciano osservare di più e che ci lasciano gli spazi interni liberi per il momento. Ecco. Ma tutti i ristoratori rispettano le stesse regole, Renato? Secondo lei c'è qualcuno che fa il furbetto? Dica la verità. Secondo me, sicuramente sì, c'è qualche collega molto probabilmente che non rispetta, ma non andiamo lontano, la nostra è una categoria dove non riusciamo a essere talmente uniti e manifestare in senso pacifico verso i politici, verso chi ci governa. Giustamente, come diceva Aldo, il fatto di aprire all'interno è fondamentale, di mettere più controlli, perché solo con controlli maggiori riusciamo veramente a venirne fuori da questa situazione. Capisco che le forze che hanno a disposizione non sono impegnate in altri settori e per tutto un insieme di cose, però io penso che con un po' di buona volontà da parte nostra, da parte di tutta la nostra categoria e da parte delle forze dell'ordine, con maggiori controlli, come diceva Aldo, il fatto di riuscire a aprire all'interno sia veramente una soluzione. Poi certo. oggi abbiamo visto che le persone che vengono vaccinate sono sempre di più, pertanto questo è una cosa fondamentale per arrivare a una nuova vita, perché non si può dire di tornare indietro perché come una volta, assolutamente. Dovremmo fare i conti con quello che è stata e con quello che è questa pandemia e augurarci un futuro sempre un po' migliore, un po' più controllato da parte di tutti. L'ultima domanda la riservo a Aldo, curiosità, si è vaccinato lei? Sì, certamente. Essendo il più vecchio del comune, mi sono passato non con sotterfugi nelle regole, ma tra i primi a essere vaccinato del comune. Senta, ma chiedo a Renato, forse non sarebbe il caso di aver vaccinato anche e soprattutto, faccio l'esempio, alcune categorie come la vostra, che siete più a stretto contatto con i clienti prima di tutti gli altri? Noi abbiamo esposto, nel nostro singolo abbiamo esposto alla nostra categoria di appartenenza il fatto di alzare la voce e far vaccinare tutte le persone che lavorano in questo settore. Prendiamo ad esempio anche le cassiere dei supermercati o chi lavora nei supermercati non è stato preso in considerazione. Certo. Secondo me il fatto di riuscire a vaccinare tutte le persone che lavorano vorrebbe dire mettere in moto prima possibile tutto questo. Prendiamo esempio dal terremoto, lo so che del 76, dove prima sono state impostate le fabbriche dopo tutto il resto. Ha ragione Renato, Aldo ha sentito, ha ragione quando dice prima le fabbriche e poi tutto il resto. Adesso bisogna ricominciare dalle attività economiche. Bene, ce lo auguriamo. Ok, allora grazie. Io ringrazio entrambi per essere intervenuti alla trasmissione, vi auguro buona serata e innanzitutto bocca al lupo. Grazie. Grazie. E buonasera a tutti. Ciao Quaglia, arrivederci. Arrivederci. Bene, andiamo in pubblicità, poi cambieremo completamente argomento. C'è un'altra però categoria di persone che protesta, in questo caso non è una categoria economica, sono gli studenti che si sentono l'ultima ruota del carro. Pubblicità. Dai ristoratori agli studenti, un'altra categoria di lavoratori, come loro si definiscono, in una lettera dove si sentono l'ultima ruota del carro. A scrivere questa lettera è Manuel Zei, uno studente di Gorizia, lo abbiamo contattato, siamo venuti a conoscenza di questa lettera inviata direttamente al Presidente della Regione Fedriga e ci spiega lui le sue motivazioni. Allora, buonasera Manuel. Buonasera. Allora Manuel, tu hai preso... verrebbe da dire carta e penna metaforicamente di questi tempi, hai preso semplicemente il computer e hai scritto al Presidente Fedriga.
oggetto dell'argomento qual è? L'oggetto dell'argomento è la scuola, ma soprattutto il problema dei trasporti per gli studenti. Esattamente qual è il problema dei trasporti? Qual è il problema che vi siete trovati di fronte? Fammi qualche esempio. Il problema è che molti studenti hanno paura di salire sulla corriera, sull'autobus che li porterà a scuola, perché sono affollati e sono di fatto un luogo pericoloso, sono un luogo in cui è molto facile infettarsi, sono sovraffollati e evidentemente non ci sono abbastanza corse, non ci sono abbastanza mezzi. Ecco, È passato molto tempo da quando è iniziata la scuola, da quando sono partiti tutti questi problemi e quindi non lo riteniamo più accettabile a questo punto. certo, anche perché è passato un anno, già da luglio-giugno dell'anno scorso si doveva prevedere quantificare quanti studenti dovevano sedere sugli autobus e si doveva prevedere anche come dovevano essere distribuite le aule. In verità è passato diciamo un anno ma non si è risolto questo tipo di problema. Tu frequenti di solito, prendi le corriere, i bus, cosa prendi? O te o tu e gli amici? Io personalmente non li utilizzo, però conosco tantissimi studenti che sono costretti a utilizzarli, quindi io scrivo come studente, ma anche a nome di tantissimi altri studenti come me che vorrebbero un cambiamento, ma che magari non se la sentono di parlare, di protestare, di farsi sentire. Tu speri a questo punto di avere una risposta in tempi celeri. Più che altro tu metti all'interno di questa lettera, che io sono riuscito a guardarla, tu usi una frase dicendo che voi studenti siete una categoria anche voi di lavoratori, dove trovate la socializzazione a scuola ma vi sentite l'ultima ruota del carro. Vero? Esatto, esattamente, perché è così che ci sentiamo. Cioè praticamente voi vi sentite messi da parte in tutti questi, vi siete sentiti messi da parte in tutti questi mesi? Certamente, molto spesso si sente dire che gli studenti possono fare la DAD, possono adeguarsi. Adesso per fortuna siamo tornati in presenza almeno al 70% e questo era indispensabile, però bisogna cercare di risolvere questo problema dei trasporti. Ecco, com'è andata in didattica a distanza? Qual è la differenza? La didattica a distanza è molto dura perché bisogna pensare che stare 6-8 ore al giorno davanti al computer è dura e oltre a questo è molto pesante il fatto che la scuola in didattica a distanza, anzi adesso in didattica digitale integrata, è un continuo di compiti, verifiche, lezioni e interrogazioni e viene a mancare tutta la parte di socializzazione, di stare insieme, di stare un po' lontano da casa, che è una componente che nella scuola c'è sempre stata. La scuola in presenza come si sta svolgendo adesso, da quando siete tornati, da quando è ricominciata dagli inizi di aprile? Com'è andata? Cioè inizio di aprile, a dire la verità, a fine aprile, perché voi siete dei superiori, siete tornati recentemente, no? Esatto, adesso le modalità sono le stesse del mese di settembre e dell'inizio di ottobre. Si rispettano comunque all'interno delle aule tutti i protocolli, si sta con la mascherina, c'è l'igienizzante, quindi non è una situazione di rischio di per sé andare a scuola. Ma qual è la situazione di rischio secondo te? Non è la scuola, ma però sono i luoghi che voi frequentate, voi giovani. Oggi per esempio il Presidente dell'Istituto di Superiore di Sanità, Brusaferro, ha detto che l'età si è abbassata e colpisce anche i giovani. Tu noti per esempio anche da giovane che magari c'è qualcuno che non usa bene la mascherina, che magari la usa bene a scuola ma fuori da scuola quando si incontra con gli altri compagni sgarra? Questo c'è sicuramente, ma non sono solo gli studenti che spesso sgarrano, tutti sgarrano certe volte. E poi secondo me il fatto che l'età media dei contagiati si stia abbassando è anche un buon segno perché significa che le vaccinazioni alle persone più anziane stanno facendo effetto, quindi non bisogna allarmarsi eccessivamente se l'età media dei contagiati si abbassa. Ecco, io volevo chiederti, Emanuele, tu ti vaccineresti fin da subito se ci fosse la possibilità? Se ci fosse la possibilità io lo farei, purtroppo non c'è, adesso il ministro Bianchi ha detto un paio di giorni fa che vorrebbe vaccinare anche gli studenti durante l'estate, vedremo se sarà così, in ogni caso io lo spero e so che anche altri studenti si vaccinerebbero.
Ecco, quindi ci sarebbe un'alta adesione secondo te tra gli studenti? Cioè, sono convintamente, sappiamo che c'è stato un abbassamento delle percentuali nelle vaccinazioni, che magari qualche sessantenne non si è vaccinato di più rispetto a ottantenni e settantenni. Secondo te, avendo il polso della situazione a scuola, vedi che sono convinti gli studenti, i tuoi compagni di classe a vaccinarsi? C'è un'alta sensibilità in questo? Onestamente penso, parlando degli studenti in generale, che si vaccinerebbero. Sì, a scuola anche spesso si discute, si parla sul tema delle vaccinazioni, quindi noi studenti sappiamo quanto sono importanti e quindi lo faremmo per proteggersi sia a scuola e sia in casa con le famiglie e con i parenti. Senti, allora abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, Manuel. Se ci fosse qui il Presidente Federiga o l'assessore Pizzimenti, visto che hai parlato di trasporti, ma in generale, che tipo di appello lanceresti? Hai questo tuo minuto a disposizione. La ringrazio, lancerei un appello chiedendo intanto di essere ascoltato, che noi studenti fossimo ascoltati e soprattutto chiedendo che per l'inizio del prossimo anno scolastico, a settembre, questi problemi vengano risolti, perché l'anno scolastico inizia a settembre. Al prossimo anno scolastico sarà passato veramente un anno dalla ripresa delle attività scolastiche in presenza, che poi si sono interrotte, e pertanto ci sarebbe stato tutto il tempo veramente a disposizione per ordinare dei nuovi mezzi, per farli costruire, per metterli in circolazione. Quindi l'appello è, se non per questo ultimo mese, almeno per il prossimo anno scolastico, di essere ascoltati e di poter andare a scuola in tranquillità e in sicurezza. Bene, io ringrazio Manuel, ringrazio anche gli studenti, insomma, che ti hanno dato una mano a mostrare anche la faccia in questo momento, perché dietro la tua protesta c'è, immagino, anche la protesta di tanti altri ragazzi come tu hai accennato all'inizio di questa seconda parte della puntata. Grazie Manuel. Grazie a lei, arrivederci. Bene. Con questa intervista abbiamo concluso, a me non resta che augurarvi buona serata, buon weekend, Screenshot torna come sempre mercoledì prossimo alla stessa ora alle 19:45, grazie, arrivederci.